Nell'ambito del progetto Sapori di tradizioni uva da tavola e frutta in guscio che si è svolto presso la Baia di Ulisse, organizzato dalla Confagricoltura Agrigento, con il sostegno finanziario dell'assessorato regionale dell'agricoltura e sviluppo rurale, dove si è discusso del ruolo strategico dei comparti frutticolo e frutta in guscio nello sviluppo del territorio, che ha visto la partecipazione di vari esperti del settore come Alessandro Vita di Confagricoltura, Giovanni Giglia per l'Uvetalia, Ignazio Vassallo, un esperto in frutta a guscio, Giuseppe Accardi dell'Istituto Provinciale Agricoltura di Agrigento, Maria Giovanna Mangione dell'Ordine degli Agronomi, il presidente di Confagricoltura, Rosario Marchese Aragona. Ha seguito uno show cooking con Biotalk, quindi gli incontri B2B, con gli operatori del canale Oreca del territorio, un'iniziativa particolarmente apprezzata dai tanti produttori presenti del comparto agricolo. Come valuta questa iniziativa oggi qui dalla Confagricoltura, questo B2B, incontro tra domande e offerte? Ma è una buona iniziativa, ho fatto i complimenti pure al Presidente e queste iniziative servono a muovere sempre di più il mercato siciliano verso l'estero e io in qualità di buyer cercherò di portare il più possibile aziende in giro per l'Italia e anche in Europa. Ecco, che domanda c'è verso i prodotti siciliani? Regge o c'è una crisi? Ma la Sicilia al momento regge a stento, però c'è molta richiesta che si potrebbe andare a motivare sempre di più. La richiesta va motivata e i produttori siciliani a quanto pare anche oggi abbiamo appreso che da vari professionisti che si stanno attivando per far sì che si comincia a lavorare verso fuori. Quali sono i prodotti maggiormente richiesti all'estero? All'estero c'è la richiesta prevalente sul vino, che il vino siciliano oggi è, consideri che la Sicilia è come primo produttore nazionale di vini, anche oggi. Siamo abbastanza avanti con la produzione, siamo anche credo i primi in Italia in quantità di produzione e di qualità. Oggi un'interessante iniziativa qui organizzata da Confagricoltura Sicilia dove c'è un B2B, un incontro tra domande e l'offerta, cioè lei è un noto produttore agrigentino, come valuta questa iniziativa? Interessante anche perché Confagricoltura si dimostra sempre più vicino al mondo dei produttori. In questo momento ogni azienda che produce ha la necessità di stare vicino ad altri, capire come può migliorare la produttività e soprattutto cercare di dare un prodotto ancora più appetibile e rispondente alle esigenze del mercato. Con la sua offerta? Beh, i buyer in qualche modo ci avvicinano alla produttività, a scegliere i prodotti più giusti e in linea con queste caratteristiche. Parliamo del suo olio che insomma è una produzione di eccellenza. Il nostro olio quest'anno ha incrementato il livello di limpidezza e di aromi, risulta essere ancora più fruttato e quindi un invito chiaramente a degustarlo. Ecco, parliamo di questa specialità nell'ambito del convegno Sapore e Tradizione organizzato da Confagricoltura che lei ha preparato, il famoso agnello pasquale di Favara. Allora, come dicevano bene poco fa i nostri relatori, purtroppo abbiamo dei problemi in quanto i prodotti ormai non sono più valutati per gusto ma per convenienza di denaro. Però se si usano i prodotti, quelli giusti, quelli di qualità, purtroppo il prezzo si innalza e molti si chiedono il perché il prodotto costa molto più caro, quindi c'è un divario di prezzo. Allora dico, oltre a questo io la maggior parte dal prodotto al consumatore perché è una cultura sia di mandorla che di pistacchio e riesco a soddisfare un po' della mia clientela. Però nonostante tutto per quanto riguarda quello che mi viene a mancare lo prendo dalle coltivazioni che sono presenti nel nostro logo, non vado oltre, anche se il prezzo è più del doppio, però preferisco la qualità che la quantità. Ma c'è una produzione artigianale ovviamente, un grande riscontro, lei lo distribuisce dove? E a Favara noi ci differenziamo con l'agnello pasquale per la nostra farcitura della pasta di pistacchio all'interno, che anche questa viene fatta dal luogo, pistacchio del luogo e non straniero, quello che uso io. Quindi
Io preferisco la qualità e se la gente mi accetta, io sono questo. Gaetano Sciacca è questo, ma qualità, solo prodotti di qualità. E come tutti i derivati sia della mandorla che del pistacchio o c'è l'agnello pasquale. E a richiesta lo faccio tutto l'anno.